Sono Davide Zanini, titolare della ditta Electric Technology Zanini, nata nel 2008 dopo un'esperienza da dipendente nelle automazioni industriali, negli impianti civili industriali. Noi ci occupiamo principalmente di impianti civili, ma anche nelle automazioni industriali, come in questo campo. Ad esempio abbiamo svolto gli impianti per l'innevamento invernale. Il titolo maestro artigiano sinceramente non l'ho visto direttamente nel sito della regione, bensì Confartigianato Vicenza ci ha proposto questa possibilità. Leggendo i requisiti ho visto che appunto ho fatto tutto il necessario per potermi candidare. Questo titolo sicuramente corona tutti gli sforzi di corsi e tutto quello che abbiamo costruito in questi ultimi anni di lavoro, sia dal punto di vista di formazione di giovani leve, sia da quello di vista con i corsi professionali. Purtroppo ultimamente i giovani non sono orientati all'artigianato, bensì questo settore offre notevoli spunti sia per una carriera sia per notevoli soddisfazioni. La varietà nel mio campo è a 360 gradi, si passa da mettere una scatola all'interno di una parete, quasi un lavoro da muratura, alla programmazione di una centralina con il computer. I giovani che si approcciano all'artigianato e in particolare al lavoro elettrico nel mio caso dovrebbero provare per le notevoli soddisfazioni che dà alla fine del lavoro stesso, dall'accensione di una semplice luce in cantiere al funzionamento di una macchina automatica dopo averla finita di cablare.